111ª festa dell'Arma dei Carabinieri. In Piazza Duomo le radici profonde di questa giornata nelle parole del comandante provinciale. Penso che con lo stesso orgoglio guarderebbero oggi ai nuovi servitori dello Stato i nostri caduti nella battaglia del Podgora, di cui quest'anno ricorre il 110° anniversario. In quel lontano 1915, quando il fiume Piave, da cui oggi abbiamo pensato fosse giusto far partire il tricolore issato su questa piazza, qui condotto da un'elegante pattuglia a cavallo, dicevo il Piave diventò simbolo della resistenza italica, l'assalto alla quota 240 del Monte Podgora diede prova della fedeltà, della saggezza e del coraggio dei carabinieri, che non si fermarono neanche davanti all'impossibile pur di portare a compimento la loro missione. Caddero in molti, ma come disse il comandante della Terza Armata all'epoca, diedero prova di tenacia, rimanendo saldi e impavidi, decimati ma non fiaccati. Per l'eroismo dimostrato in quel primo conflitto mondiale, il 5 giugno del 1920 la bandiera dell'Arma fu insignita della prima medaglia d'oro al valor militare e da allora, il 5 giugno, è stata scelta come data per celebrare l'anniversario della fondazione dell'Arma. Un passato glorioso che però trova un senso nel presente, spiegandolo così. Credere fortemente nei valori che sono a fondamento della nostra istituzione, nel senso del dovere, nella necessità di preservare i valori della Repubblica e della Costituzione.